Duplice omicidio di Cison di Valmarino, oggi il sopralluogo degli uomini del RIS nella casa del mistero, lunedì l'autopsia sui corpi di Loris e Anna Maria, intanto le indagini si concentrano anche sulla cerchia familiare e di amicizie della coppia. Siamo ancora sconvolti, non riusciamo a credere che sia successo davvero, così ai nostri microfoni la sorella e il cognato di Loris Nicolasi. Vigilia del voto anche nella Marca, seggi in allestimento dalle 16 di oggi pomeriggio, domani chiamate le urne oltre 650.000 trevigiani. Domani maratona elettorale su Antenna 3 a partire dalle 21:15 e fino a notte fonda per seguire minuto dopo minuto il giorno del voto. A Colle Umberto ha fatto temere il peggio stamane la telefonata di un cinquantenne ai carabinieri: venite, ho pestato a sangue la mia compagna. 3 voli cancellati da Ryanair a un'ora dal check-in, disavventura per quasi 600 passeggeri che dovevano partire ieri dall'aeroporto Canova di Treviso. Viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, come le manette usate dai carabinieri del Re per imprigionare i soldati che scappavano dall'orrore della guerra, un dramma nel dramma. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che torna a Cison di Valmarino, nella casa dell'orrore, nella casa del mistero, dove sono stati trucidati Loris e Anna Maria Nicolasi. Il giallo, l'orrore di Cison di Valmarino. Oggi è stato il giorno del sopralluogo degli uomini del RIS, dei carabinieri del RIS, che prima nel giardino e poi all'interno della casa hanno cercato e repertato tutte le tracce utili per le indagini, rilievi che non si fermano certo oggi ma continueranno anche domani. Lunedì intanto l'autopsia sui corpi dei coniugi trucidati. Intanto le indagini dei carabinieri si concentrano anche sulla cerchia familiare e su quella delle conoscenze più strette della coppia, e perde via via sempre più spessore l'ipotesi di una rapina finita male. Sono passati 3 giorni da quel maledetto giovedì mattina, quando Loris e Anna Maria sono stati trovati massacrati nel giardino della loro abitazione a Borgo Rolle. È da questa mattina che qui nella casa delle 2 vittime sono all'opera i carabinieri del RIS, stanno setacciando palmo su palmo il giardino e l'abitazione in cerca di indizi. Cercano prove, orme, impronte per far luce su quello che per ora continua ad essere un giallo vero e proprio. Accertamenti che molto probabilmente continueranno anche domani. Gli esperti, arrivati intorno alle 11 di mattina prima, si sono diretti in giardino dove sono stati trovati massacrati i coniugi, 69 e 72 anni. Poi nel pomeriggio sono entrati nell'abitazione. Indagini serrate per dare un volto e un nome agli assassini o all'assassino. L'ipotesi formulata all'inizio di una tentata rapina finita male sembra essere sempre più lontana, ma per il momento ancora nulla viene escluso. Si indaga a 360 gradi. In queste ore nella caserma dei carabinieri amici e conoscenti della coppia. Potrebbe aprirsi un nuovo fronte, quello di un delitto feroce compiuto per motivi economici. Si indaga anche fra i familiari. Le vittime conoscevano il loro aggressore? Domande che devono trovare al più presto una risposta. I residenti sono impietriti dalla paura. Perché io non so che cosa che abbia fatto, cosa non abbia fatto, perché li porta fuori dove qua, no? È così che io sbagliato, cosa hai fatto? Intanto per lunedì pomeriggio è prevista l'autopsia sul corpo dei 2 coniugi, esame che molto probabilmente darà risposte importanti sul fronte delle indagini. La certezza è che il duplice omicidio è stato commesso con violenza inaudita. L'assassino si è accanito su 2 anziani indifesi per poi non portare via nulla dalla casa, almeno questo fino ad ora. La casa soqquadro, perché? Intanto nelle prossime ore sarà ascoltato anche il figlio, che dovrebbe arrivare a momenti dalla Germania. E la sorella di Loris Nicolasi, Liliana, e il marito, cognato della coppia uccisa, ci hanno accolto oggi nella loro abitazione di Nervesa della Battaglia. Ancora occhi lucidi, ancora stanchezza di chi non dorme ormai da ore e l'incredulità insieme al dolore. Ci hanno telefonato degli amici e siamo stati sconvolti, insomma. Gli occhi lucidi ed un dolore immenso da sopportare. Liliana, sorella di Loris, non riesce a credere a quanto è accaduto in un borgo fino a 3 giorni fa, tranquillo, dove mai, ci dicono, era accaduto nulla. Si dice non è possibile, non ci si crede. Non.
Una coppia tranquilla che amava stare in compagnia. Loris ed Anna Maria amavano gli animali, avevano un cagnolino e tanti gatti. Mai uno screzio, né con gli amici né coi vicini. Sia mio fratello che mia cognata, delle persone che si stava bene insieme e che mia cognata era simpatica, poi era piacevole stare con lei. No? Era una persona attiva, ci dice la sorella, sempre in movimento, amava suonare, aveva un piccolo vigneto, un orto e tanti animali. Persone tranquille, continua il marito di Liliana. Il signor Elio, sulle parole che avrebbe detto il figlio di Loris, non ci crede. Io lo conosco da tanti anni, sono sposato da 37-38 anni. Non ho mai avuto la sensazione che fosse un violento manesco, quindi per me è una sorpresa, insomma, proprio non penso sia così, insomma, proprio sono convinto, è una persona normale, una famiglia normale di pensionati che abitavano là, tranquilli, in un posto dove non era mai successo niente. Tutti sperano che al più presto si possa trovare l'assassino per dare un po' di pace e capire perché di tanta cattiveria. E le stesse perplessità del cognato di Loris anche in uno degli amici più vicini di Loris, Flavio Carretta, che abbiamo raggiunto ieri al telefono nel corso della nostra edizione straordinaria dedicata proprio all'orrore di Cison, mentre, come abbiamo sentito, le domande continuano. Perché? Ruota quasi tutto attorno a questa domanda, il giallo dell'orrore di Cison. Lo scarto tra un massacro come Gorgo al Monticano, paragone che sembra via via affievolirsi con il passare delle ore, e un duplice omicidio dai contorni diversi, con un movente differente. Tutto ancora in ballo, tutto ancora in forse. Di certo c'è la brutalità di un atto che proprio per la sua efferatezza farebbe pensare a un impeto improvviso, non premeditato. Prima Anna Maria, poi Loris, coltello e punteruolo, il massacro perpetrato da una o due persone. Le orme trovate non farebbero pensare a qualcuno di più. Armi che non si trovano, così come nulla sarebbe stato rubato. Forse l'assassino cercava qualcosa che non fosse di valore? Forse non cercava nulla e voleva solo colpire marito e moglie? La coppia conosceva quasi certamente chi li ha trucidati, ma se è vero che a una amica Anna Maria aveva confidato le sue paure nello stare in quella casa troppo isolata e bersaglio facile di malviventi, è altrettanto vero che uno dei più cari amici di Loris Nicolasi, Flavio Carretta, lo aveva sentito tranquillo come sempre, pochi giorni prima dell'orrore. Lo conferma lo stesso Carretta, raggiunto ieri al telefono durante la nostra edizione straordinaria del telegiornale. Assolutamente normale, poi siamo stati magari insieme non molto tempo fa in una trattoria qua, così, ma assolutamente normale. E l'amico Flavio ribadisce pure come ci fosse ben poco da rubare in quella casa. C'erano oggetti di valore che lei sappia, qualcosa che poteva attrarre? No, era tutto un disordine di Loris, non aveva nessun valore, cioè, non ne so dire, stava mettendo a posto la casa, un po' era abbandonata una parte, ma a casa sua era una casa normale. Resta per ora la devastazione di amici e conoscenti incapaci di capire come tutto questo sia accaduto. La rabbia, come quella del nipote Simone che su Facebook ha scritto di voler mettere una taglia sul killer, e anche lo sconcerto per quelle frasi gelide del figlio Eddie, in queste ore sentito dagli inquirenti dopo essere rientrato dalla Germania. Mi ha molto amareggiato. E le affermazioni che ha fatto suo figlio, che Loris è un tipo violento, sinceramente è una cosa che mi ha fatto parecchio male. Lasciamo adesso il duplice omicidio di Cison, ma restiamo alla cronaca perché a Collo Umberto stamane ha fatto temere il peggio la telefonata improvvisa di un cinquantenne ai carabinieri. Ha detto: venite, ho appena picchiato violentemente la mia compagna. Al culmine di una lite ha picchiato la compagna, poi ha chiamato i carabinieri raccontando cosa aveva fatto e chiedendo di inviare a casa un'ambulanza. Il grave episodio di violenza domestica questa mattina, poco dopo le 9, a Colle Umberto, nel Vittoriese, dove una coppia di cinquantenni italiani, conviventi e genitori di 2 bambini che fortunatamente al momento dei fatti erano a scuola, ha iniziato a discutere per motivi banali. La lite è degenerata e dagli insulti si è passati ai fatti. L'uomo ha alzato le mani contro la compagna lasciandola a terra dolorante. È stato lui stesso poi a comporre il 112 spiegando al carabiniere all'altro capo del telefono di aver malmenato la convivente. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dell'Arma. La donna, che non ha mai perso i sensi, è stata trasportata in ospedale a Vittorio Veneto e tenuta in osservazione, quindi dimessa a metà giornata con una prognosi di pochi giorni. Il compagno è stato tuttavia denunciato per lesioni aggravate dal vincolo di convivenza. Su sollecitazione dei carabinieri, la procura ne ha disposto in mattinata l'allontanamento urgente dalla casa familiare, provvedimento a cui seguirà ora una richiesta di misura nei suoi confronti al GIP.
E adesso la politica, siamo alle porte ormai delle tanto discusse elezioni politiche del 4 marzo, si vota dalle 7 alle 23 di domani, nel prossimo servizio anche vediamo un vademecum per non perdersi nella giungla di una scheda elettorale particolarmente complessa. Per alcuni una campagna elettorale flash, per altri infinita. Ora la fatidica data del 4 marzo è arrivata, urne aperte domani, domenica, dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Parlamento. Sono 664.231 nella Marca gli aventi diritto al voto, che potranno esprimersi in queste consultazioni politiche per eleggere deputati e senatori, recandosi negli 820 seggi in allestimento dal pomeriggio di oggi. Riceveranno la scheda rosa per la Camera tutti gli elettori, mentre quella gialla per il Senato sarà consegnata solo ai maggiori di 25 anni. Si vota per la prima volta con la nuova legge elettorale. Il voto su ognuna delle due schede potrà essere espresso sul simbolo di partito o sul nome del candidato. Non è però consentito il voto disgiunto, pena l'annullamento della scheda. Insieme al nuovo sistema per 2/3 proporzionale e per 1/3 maggioritario è prevista anche la novità del cosiddetto tagliando antifrode, un ulteriore foglietto con un codice numerico che andrà verificato alla consegna della scheda al presidente di seggio da parte dell'elettore, così da accertare che sia la stessa che il cittadino ha ricevuto pochi minuti prima ed evitare quindi manipolazioni e condizionamenti. Si voterà nella sola giornata di domenica. Per votare sarà sufficiente presentarsi al proprio seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o completata può chiederne una nuova all'ufficio elettorale del proprio comune, che rimarrà aperto fino alla chiusura delle urne, prevista per le 23. Incomincerà quindi lo spoglio delle schede, scuole chiuse a questo scopo sia lunedì che martedì. E domani sera Antena 3 seguirà con una lunga maratona elettorale lo spoglio, ma non solo, delle elezioni del 4 marzo dalle 21:15, appuntamento appunto con Ring. Elezioni politiche 2018, l'informazione di Antenna 3 mobilitata in vista della lunga notte dei risultati. Urne aperte dalle 7 alle 23 per le elezioni di deputati e senatori, ma già dalle 21:15 partirà la diretta speciale dedicata alle elezioni di Ring. In studio con Ferdinando Abarino, ospiti e opinionisti per fare il punto sulla giornata del voto e sui dati dell'affluenza alle urne in Veneto e a livello nazionale. Dalla chiusura dei seggi domani sera alle 23, quando partirà lo spoglio delle schede, via i collegamenti esterni con i protagonisti della sfida elettorale, i primi commenti e soprattutto i primi risultati che seguiremo ora dopo ora dalle principali città del Veneto e dalle sedi dei partiti. Dopo la lunga cavalcata compiuta fin qui in preparazione dell'appuntamento col voto, domani i veneti e italiani si esprimeranno e dalla tarda serata già sarà disponibile un primo spaccato del nuovo Parlamento uscito dalla consultazione elettorale. Appuntamento con speciale Ring dunque domani sera dalle 21:15 su Antenna 3. Ed è questo un weekend di spostamenti per molti elettori che devono raggiungere le città di residenza per votare. C'erano probabilmente anche questi passeggeri tra quelli rimasti bloccati ieri sera, quasi 600 all'aeroporto Canova di Treviso. Vediamo perché. Voli cancellati e passeggeri in coda, disorientati fino a notte fonda. La disavventura ieri sera all'aeroporto Canova di Treviso, dove circa 600 viaggiatori sono rimasti bloccati dalla cancellazione un'ora prima del check-in di 3 voli Ryanair diretti a Catania, Palermo e Londra. Motivo? Non il ghiaccio, come verrebbe da pensare, ma un accumulo di ritardo che ha spinto la compagnia irlandese a sopprimere i 3 voli con cui molti dovevano spostarsi per il weekend anche per raggiungere le località di voto. Con intere famiglie costrette a noleggiare un'auto per raggiungere altri scali da dove poter partire e altri costretti a bivaccare nell'aeroporto trevigiano fino oltre mezzanotte, anche perché l'unica soluzione proposta da Ryanair è stata quella di imbarcarsi nei voli di domenica, dato che quelli di sabato erano già tutti completi. Le associazioni di difesa dei consumatori annunciano battaglia e la richiesta di danni morali alla compagnia low cost responsabile del disservizio, che non avrebbe in nessun modo agevolato neppure chi, rinunciando al volo, chiedeva il rimborso del biglietto.
Ancora la cronaca, stava correndo su e giù all'interno del vagone di un treno in arrivo a Treviso, urlando frasi sconnesse ai viaggiatori e minacciando il capotreno che gli chiedeva il biglietto. Di fronte a quest'ultimo si è anche abbassato i pantaloni mostrando i genitali. Dovuta intervenire la polizia ieri sera intorno alle 21 in stazione dei treni per un trentenne nigeriano domiciliato a Mestre che stava creando non poco scompiglio. Quando gli agenti hanno tentato di riportarlo alla calma si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con schiaffi e spinte. Portato in questura a Treviso è stato denunciato per atto osceno in luogo pubblico, resistenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Un'altra stazione nel Merino, quella di Montebelluna, ancora vandali in azione. Ancora vandali in azione alla stazione dei treni di Montebelluna, a essere presa di mira l'altra notte la biglietteria. Il bilancio finale parla di danni, anche se non è escluso che ad agire sia stato qualcuno che mirava a portar via dei soldi. I malviventi hanno cercato di forzare la maniglia dell'armadio blindato che però non ha ceduto. Un altro armadietto che invece sono riusciti ad aprire non conteneva evidentemente nulla di loro interesse. Gli autori del blitz se ne sono dovuti andare a mani vuote, lasciando dietro di sé diversi danni, a cominciare da quelli causati per entrare negli uffici della biglietteria. Il vetro della porta d'ingresso è stato scardinato e buttato giù a calci, come testimoniano i segni delle suole. Che cercassero denaro è chiaro, visto che sono stati lasciati lì computer e altri apparecchi elettronici. Altra cosa certa è che la stazione è stata nuovamente presa di mira e questo ennesimo episodio che ha costretto la biglietteria a un intero giorno di chiusura non fa che rinfocolare le polemiche sulla sicurezza di questa zona della città. E ladri trasformati in vandali anche a Carbonera, dove hanno messo a segno la scorsa notte una serie di razzie che hanno colpito l'associazione di volontari Carbonera 2010, la struttura, la sede, ma anche danni alla vicina palestra della scuola elementare, razziati tra le cose computer, un compressore per gonfiare i palloni di pallavolo, hanno spaccato anche delle telecamere, quindi un vero e proprio raid che ha portato oltre al bottino anche a dei danni per quasi 2.000 euro, ovviamente lo sconforto dell'associazione di volontariato per questo ennesimo raid. Lasciamo adesso la cronaca per parlare di lavoro, perché anche nella Marca c'è stata la mobilitazione oggi dei dipendenti di MediaWorld che temono per l'arrivo di esuberi e tagli alle indennità. Vediamo quanto è successo in una delle manifestazioni oggi in Veneto. MediaWorld, gioca pulito! MediaWorld, gioca pulito! Giornata di sciopero in tutti i punti vendita di MediaWorld contro gli esuberi annunciati dall'azienda. I dipendenti sono rimasti in presidio per tutta la mattina per protestare contro le annunciate chiusure di negozi e i trasferimenti a centinaia di chilometri di distanza che costringerebbero molti lavoratori a licenziarsi. Ma hanno deciso soprattutto che in 45 giorni si può chiudere un negozio senza nessun preavviso, che i negozi che hanno la solidarietà a livello nazionale non verrà prorogata pur essendocene la possibilità, e in sostanza dicono che ciascun negozio deve potersi automantenere, che è corretto, però devono fornirci mezzi, non investono solo sul sito e non sui lavoratori, cioè su chi ha portato avanti questa azienda. Poi ci tolgono comunque la maggiorazione della domenica, quindi dal 90 che ci hanno sempre dato in 25 anni, ce l'hanno praticamente messa il 30 come da contratto nazionale, e questo non erano impatti da quando siamo stati comunque assunti. Gli errori del gruppo dirigente, sostengono i sindacati, non possono essere pagati dai lavoratori. Chiediamo investimenti nella rete vendita e nel servizio al cliente. Il problema più grave con MediaWorld è l'assenza di relazioni sindacali. Lamentano un buco di 17 milioni di euro e però non vogliono dirci quali sono i negozi in perdita, quindi come si fa a trattare con un'azienda del genere. C'è il taglio, la chiusura di 2 negozi e anche lì l'unica soluzione è trasferire lontano i lavoratori senza trattare col sindacato. Pensiamo che sia inaccettabile la cosa. A determinare la crisi, sostengono dalla compagnia, il peggioramento delle condizioni economiche generali, ma i sindacati danno un'interpretazione radicalmente diversa di quanto sta accadendo. Dopo aver violato e depredato il territorio, adesso arrivano all'ultima fase, che è quella, come tante catene della distribuzione tecnologica degli elettrodomestici stanno spingendo con dei forti sconti gli acquirenti a comprare su eBay, a comprare, come si può dire, online, e adesso insomma stiamo arrivando alla fase finale. Un'azienda quindi che sta mollando questo territorio e sta mollando le famiglie di questi territori.
E i dati dell'occupazione confermano quello che è il trend, un trend in crescita, ma il rischio concreto è quello della precarietà. Il 2017 è positivo per il mondo del lavoro trevigiano, ma sulla qualità dei contratti c'è ancora molto da fare, perché l'ambito dei servizi, quello in cui l'occupazione è cresciuta maggiormente, è ancora un terreno parzialmente inesplorato. Lo spaccato è quello che emerge dai dati elaborati dall'ufficio studi della CISL: 6.500 nuovi posti di lavoro nel 2017. L'ultimo quadrimestre ha evidenziato una flessione in negativo, ma la nostra ipotesi è quella di pensare che a gennaio, a seguito dei benefici e sgravi previsti nella finanziaria 2018, la ripresa ci sia già rimessa in moto. Ripresa che si sta dunque stabilizzando, conferma Bonan, picco della crisi, quello del 2014, che sembra finalmente appartenere al passato. Negli ultimi 3 anni sono stati recuperati oltre 20.000 posti di lavoro, ora però si fa sempre più urgente affrontare il tema della qualità dei nuovi contratti. Vediamo che gli accessi nel mercato del lavoro quasi 9 volte su 10 avvengono sotto forma di contratti non stabili. E prendendo in considerazione il fatto che la vita lavorativa delle persone oggi cambia molte volte, mantenere questa situazione di precarietà rischia di diventare strutturale. È a tempo il 47% delle assunzioni e in aumento ci sono anche i contratti di somministrazione. Solo il 12% del totale dei contratti è a tempo indeterminato. Dobbiamo trovare delle modalità per il quale assumere un lavoratore a tempo indeterminato non sia l'eccezione, ma diventi l'eccezione, al contrario, assumerli a tempo determinato. Una breve pausa pubblicitaria, poi ancora notizie dalla Marca. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. È di una persona arrestata e ben 13 denunciate il bilancio dell'operazione condotta tra il 19 e il 24 febbraio dalla Polizia di Stato, denominata Safety Car 2, e finalizzata al contrasto ai furti d'auto e a garantire una maggiore sicurezza sulle strade della provincia. L'operazione è stata pianificata con un tavolo tecnico in questura, grazie a nuove apparecchiature come il sistema Mercurio, dispositivo di rilevazione automatica delle targhe collegate a un database. Sono state verificate migliaia di targhe, raggiungendo risultati giudicati estremamente soddisfacenti. Controllati 2.814 veicoli e 1.554 persone. Come detto, sono stati disposti un arresto e 13 denunce, 9 sequestri di veicoli e 337 contravvenzioni al codice della strada. Adesso a Breda di Piave con l'inaugurazione di un ecocentro all'avanguardia che servirà anche San Biagio di Callalta. Taglio del nastro per il nuovo ecocentro che aprirà ufficialmente il prossimo 13 marzo e che servirà ai comuni di Breda di Piave e San Biagio di Callalta. Una superficie complessiva di quasi 6.000 metri quadrati che offre ai cittadini un'ampia possibilità di differenziazione grazie ad un'importante capacità volumetrica con le 18 postazioni per i cassoni scarrabili. Dunque un ecocentro all'avanguardia rispetto ai vecchi punti di raccolta. Un ecocentro frutto della sinergia tra Contarina e i comuni di San Biagio e Breda. Un'attenzione particolare poi alla sicurezza grazie al sistema di videosorveglianza che controllerà tutti gli accessi. Entrata nei ecocentri con sistema di telecamere che poi raccogliamo i dati in un unico centro e quindi controlliamo con un unico centro tutti gli ecocentri e tutti anche le attività di controllo del territorio che facciamo per conto dei comuni. E adesso a Conegliano con il cambio dopo 3 mandati alla guida dell'associazione Dama Castellana. Cambio al timone della Dama Castellana, l'associazione di Conegliano che siede nel Consiglio Nazionale dei Giochi Storici e che promuoverà tra 2 settimane l'avvio dei casting per la 34esima edizione della Dama Vivente. Dopo 3 mandati, Anna Maria Gasparini lascia la guida del gruppo ad Alberto Rui, imprenditore. E proprio guardando al futuro, il neopresidente si dà 2 traguardi da centrare. Sicuramente quello di avvicinare la Dama a Conegliano, perché la Dama è sempre stata vista come un'associazione un po' chiusa, invece l'obiettivo mio è quello di renderla aperta. Il secondo obiettivo è quello di rappresentare, diventare l'ambasciatrice di quello che è Conegliano nel mondo, quindi non solo dal punto di vista enogastronomico ma dal punto di vista
culturale, storico e artistico. Da venerdì 16 via i casting per la manifestazione storica che quest'anno verrà anticipata al secondo fine settimana di giugno. E ora le immagini di un pomeriggio speciale, quello vissuto alla dimora per anziani, la residenza per anziani Rosa Zalivani di Treviso, gli anziani che hanno ricevuto la visita dell'Avis provinciale e anche del coro Voci del Sile, che è il coro dell'Avis provinciale, per parlare anche della importanza della donazione del sangue, dunque una giornata, un pomeriggio nel quale gli anziani hanno conosciuto gli esponenti dell'Avis provinciali e hanno potuto apprezzare anche il voci del coro del Sile dell'Avis provinciale. L'appuntamento del sabato consueto con luoghi, oggetti, simboli della Grande Guerra ci porta questa settimana a Villorba per parlare di un dramma nel dramma. Vedremo le cosiddette manette dei Carabinieri del Re che venivano utilizzate anche per imprigionare i disertori. Vista così sembra la catena per chiudere una bicicletta o al massimo il collare per portare a spasso il cane. Invece questo oggetto ha una storia ben più lunga e soprattutto dolorosa legato alle diserzioni della Grande Guerra. Queste sono le manette che usavano i carabinieri reali, diciamo, perché quando dovevano catturare qualche prigioniero poi avvolgevano i due polsi dentro in queste manette con gli occhi e poi ci mettevano anche un lucchetto che facevano il giro attorno ai polsi. E a guardare bene queste manette in dotazione ai Carabinieri del Re, questo ferro intrecciato in maglie strette che formano una catena con due occhielli, difficilmente ci fanno pensare alle manette cromate e a scato dei tanti telefilm americani o ai veri e propri ferri con i polsi bloccati da barre avvitate su tondini piegati a U. Ma è la praticità della guerra ad aver inventato questi strumenti di poco ingombro, ma di estrema praticità per rendere inoffensivi non tanto i prigionieri di guerra nemici, ma i nostri prigionieri. Servivano per portare via qualche soldato che aveva commesso qualcosa di grosso, specialmente se era un disertore. Dove le ho trovate? Le ho trovate sotto la Tofana, sempre al campetto, diciamo, ex campetto militare di Vervei. Chissà quanti polsi avranno stretto queste manette dei Carabinieri del Re e soprattutto se saranno rimaste lì tra le montagne mute testimoni dell'ultima fucilazione. Se le hanno usate, molto probabilmente i disertori venivano fucilati, c'era poco da fare, quello di sicuro. E cosa le fa pensare tenendo in mano queste manette? Fa pensare che comunque nella vita le cose vadano, bisogna essere, diciamo così, onesti, fare il proprio dovere. Ennesima testimonianza della barbarie della guerra, dove il tentativo di fuga dalla disperazione delle trincee si pagava con la vita, nell'eterno dubbio se fosse più folle correre contro la morte lasciando la trincea verso il nemico o farsi inseguire dalla stessa cercando di scappare al plotone di esecuzione. Due facce di un orrore durato 4 lunghi anni. Continuate a mandarci, a segnalarci i vostri oggetti o luoghi simbolo della Grande Guerra, la potete fare come sempre con un sms o un WhatsApp al 340 321 8728, come vedete in sovraimpressione, oppure con una mail a treviso@antena3.it. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Domenica l'insegna del tempo asciutto e stabile sul Triveneto e sarà anche una giornata piuttosto soleggiata. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto locali foschie e nubi basse sulle pianure meridionali, ampio soleggiamento altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra lo 0 e i 2 gradi, valori massimi che invece si attesteranno tra i 5 e gli 8 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Locali addensamenti sui settori costieri ma senza conseguenze. Prevalenza di sole altrove con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso.
temperature minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi compresi tra 9 e 11 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà una bella giornata caratterizzata dal sole con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime si attesteranno tra i 2 e i 3 gradi, massime intorno invece i 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.